Fabrizio Boron, Presidente Quinta Commissione in Consiglio regionale. Nelle prossime settimane si discuterà del futuro della sanità veneta, il progetto è quello dell'azienda Zero, oggi se ne discute a Padova. Sì, è un grande progetto, una rivoluzione del sistema sanità veneto, ovvero si vanno a ridurre il numero delle ULSS, si vanno a razionalizzare molte situazioni, pertanto trovare risparmio, trovare un modo per risparmiare e per investire ovviamente nelle cure ai cittadini, che è la cosa più importante. Molte le critiche che arrivano dagli altri schieramenti politici, cosa rispondere? Sa, di solito le critiche fanno parte della politica, il fatto è che questo progetto di legge, il fatto di razionalizzare le ULSS è tema di campagna elettorale e mi pare che trasversalmente sia stato portato avanti, quindi non riesco a capire le polemiche. Poi io sono dell'idea di una cosa, c'è una maggioranza, si è presa una responsabilità, porta a casa un progetto importante per il futuro, poi il futuro dirà se abbiamo fatto bene o male. Cosa migliorerà per i veneti? Ma sicuramente razionalizzare vuol dire risparmiare, vuol dire trovare risorse aggiuntive per investire sul territorio per la cura dei cittadini. Crediamo che sia più importante spendere soldi per curare i cittadini e non per avere ad esempio 21 uffici tecnici.